Al via domani i saldi, ma la crisi, secondo le previsioni, dominerà la corsa agli acquisti. Presunta fuga di gas ieri a Fontanelle, allarme fino a tarda serata, ma per fortuna nulla di grave. Lettera di Gaziano al sindaco Miccichè: rinunciare al titolo di Agrigento capitale della cultura per dire no al rigassificatore nella valle. Solidarietà del parlamentare Ida Carmina al presidente dell'associazione Salviamo la Valle. Intervento contro il taglio degli alberi a Villa del Sole da parte del segretario del PD di Agrigento Nino Cuffaro. Nessun accorpamento per quest'anno dell'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara, la Regione concede la proroga di un anno. Forte taglio nelle scuole in Sicilia. Domenica riprende il campionato di calcio della Serie D, Girone I, dopo la pausa natalizia. Buongiorno e benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie di oggi. Domani iniziano i saldi, ma la crisi, secondo le previsioni, dominerà la corsa agli acquisti. Il servizio di Margherita Trupiano. L'ora X scatta domani per dare il via ai saldi di fine stagione che partono anche in Sicilia, seppur già da qualche giorno molti esercizi commerciali abbiano avviato i presaldi e allertato i clienti più fedeli con SMS. E come ogni anno, negli scampoli di clima di festa che sta per lasciarci, sarà corsa alla caccia all'affare. E se di fatto un bilancio potrà essere tracciato solo al termine dell'intero periodo destinato agli acquisti a prezzo scontato, è pur vero che la crisi incontrollata e che al galoppo esponenziale attanaglia i siciliani e non solo, consentirà l'utilizzo di pochi euro da destinare alle compere di prodotti con lo sconto. Confcommercio stima una spesa di circa 120 euro a persona, davvero ben poca cosa per le casse dei commercianti, ma tanto se si considerano salari decimati da tasse e balzelli e perdita di potere d'acquisto della moneta. E anche Federconsumatori lancia l'allarme dicendo che si spenderà meno dello scorso anno anche a causa della contrazione all'economia che nel suo piccolo può avere determinato la riduzione e trasformazione del reddito di cittadinanza sostituito dall'assegno di inclusione. Se dunque la speranza è che il 2024 possa essere migliore, le inconsistenti politiche a favore delle famiglie italiane determinano intanto un'economia che inizia l'anno molto tristemente. Presunta fuga di gas ieri nel quartiere di Fontanelle, allarme fino a tarda serata, ma per fortuna poi nulla di grave. Ha seguito l'evento Eugenio Cairone. Inquinamento ambientale a Fontanelle causato da uno scarico fognario al di sotto della ferrovia tra la via Unità d'Italia e la via Alessio Di Giovanni. Una vasta area che ieri fino a tarda sera è stata interessata da una forte esalazione scampiata per fuga di gas. Scattato l'allarme, sono giunti sul posto nel primo pomeriggio i tecnici di Italgas. Qualche ora dopo i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno ispezionato gli allacci del gas dei condomini e i tompini. Un lavoro scrupoloso seguito con apprensione dai residenti che alla fine hanno tirato un sospiro di sollievo quando i vigili del fuoco sono risaliti alla causa degli strani odori che in poco tempo hanno reso l'aria irrespirabile. Una presenza rassicurante sia quella dei vigili del fuoco che dei tecnici dell'Italgas che non si sono risparmiati nelle verifiche, ma come sempre sono i vigili del fuoco preziosi nei loro interventi. Sul posto anche un dipendente dell'AICA
E a proposito di AICA, visto che per fortuna di puzza di fogna si è trattato, c'è da dire che finora non si è stati in grado di risolvere l'annosa questione dello scarico fognario che risale ai tempi di Girgenti Acque, che ha lasciato praticamente inascoltati le sollecitazioni dei cittadini, costretti d'estate addirittura a stare con le finestre tappate per la forte puzza di fogna. Anni di inutile attesa. Adesso la palla passa proprio all'AICA, che deve sopperire con urgenza alle gravi carenze della precedente gestione. Ieri sera ci siamo messi in contatto con il responsabile del servizio alla luce di quanto accaduto e della causa che ha fatto vivere momenti di paura ai cittadini interessati. A quanto pare per intervenire serve l'autorizzazione delle ferrovie, visto che il famigerato Pozzo Nero si trova al di sotto dei binari. Ma alla gente di Fontanelle non interessa il tipo di lavoro da effettuare, alla gente interessa che da oggi in poi arrivino risposte da chi ha il dovere di porre fine dopo quasi un decennio al problema che mette a rischio la salute dei cittadini. Gaetano Gaziano, presidente dell'associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento sito UNESCO, che ieri aveva scritto alla Meloni per restituire l'encomio ricevuto lo scorso 14 marzo, scrive oggi una lettera al sindaco della città Miccichè al fine di restituire il titolo di Agrigento capitale della cultura per protestare contro la costruzione del rigassificatore nella valle, il servizio. Gaetano Gaziano, nella qualità di presidente dell'associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento sito UNESCO, scrive oggi una sua lettera al sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Mi rivolgo a te come persona per bene e poi come sindaco della città. Ieri, continua Gaziano, come saprai ho provveduto a restituire alla Presidente del Governo Giorgia Meloni l'encomio che il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano aveva conferito alla mia associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento sito UNESCO durante la cerimonia ufficiale del Premio Nazionale del Paesaggio che si è svolta presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura lo scorso 14 marzo 2023, con la seguente motivazione: per l'impegno di preservare il paesaggio della Valle dei Templi di Agrigento dalle minacce di compromissione e di aggressione come costante esempio di cittadinanza attiva. La mia iniziativa, scrive Gaetano Gaziano, che è stata ripresa anche dai media locali e nazionali, allego per tutti la pagina 13 del quotidiano nazionale Il Fatto Quotidiano, ha la valenza di far rivedere al governo Meloni l'indecorosa decisione di dichiarare opera strategica il progetto del rigassificatore di Porto Empedocle, a ridosso proprio della Valle dei Templi della città, il cui gasdotto attraverserà addirittura il parco archeologico di Agrigento. Ricordo, scrive Gaziano, che tu hai anche partecipato convintamente alle riunioni del movimento che contrasta con forza l'indecoroso progetto. Tu più di me hai un ottimo strumento di convincimento del governo Meloni. La città di Agrigento è stata nominata capitale della cultura 2025 nella Sala Spadolini, proprio alcuni giorni dopo che mi venne conferito l'encomio ufficiale dal ministro San Giuliano. Gli ho restituito l'encomio, scrive Gaziano, dicendo che non so che farmene del suo apprezzamento, dato che ha firmato in Consiglio dei Ministri la dichiarazione del progetto del rigassificatore come opera strategica. La stessa cosa ho detto al governo Giorgia Meloni. Caro Franco, lo so, la tua maggioranza che non brilla per cultura è generosamente favorevole al rigassificatore, ma se vuoi bene alla tua città come penso, fai sapere ai signori governanti di Roma, scrive Gaziano, e soprattutto a quelli di Palermo, che un regalo come il rigassificatore in zona archeologica non è gradito dagli agrigentini che hanno sensibilità culturale, amore per la propria terra e che si tengono pure il titolo di capitale della cultura. E in merito interviene l'onorevole Ida Carmina, parlamentare del 5 Stelle, e appoggia incondizionatamente Gaetano Gaziano, presidente dell'associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento sito UNESCO,
che ha restituito il Premio Nazionale del Paesaggio conferito dal Ministro della Cultura Sangiuliano nel mese di marzo scorso, a seguito della linea governativa di Meloni e compagni estrinsecata nel decreto energia approvato a fine novembre. Si dà così un'accelerazione alla costruzione del rigassificatore a Porto Empedocle. Sono totalmente solidale con il presidente Gaziano, uomo di grande cultura e competenza, rigoroso e attento a tutto tondo alla cultura e alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale agrigentino, in primis della Valle dei Templi di Agrigento, sito UNESCO. Da uomo libero e da agrigentino, continua Ida Carmina, da sempre in prima linea contro la costruzione di un ecomostro quale il rigassificatore a ridosso della Valle dei Templi, ha detto no a un encomio che profuma di ipocrisia per l'azione scellerata che il governo Meloni intende porre in essere deturpando la Valle dei Templi. E sulla Villa del Sole e sul taglio degli alberi interviene il segretario cittadino del PD, Nino Cuffaro, in questo video. Allora, la Villa del Sole di fatto non esiste più. Gli alberi sono stati distrutti nell'arco di una giornata sulla base di un progetto ambiguo che è partito inizialmente come ristrutturazione del vecchio edificio in cui era collocata la scuola materna e poi è diventato in un progetto diverso che riguarda invece la costruzione di un nuovo edificio, la cancellazione di fatto della vecchia villa per la costruzione di un orto botanico che dovrebbe essere al servizio della scuola materna che verrà costruita. Il problema è che tutto questo è avvenuto senza un confronto con l'opinione pubblica, cancellando uno dei pochi polmoni verdi del centro della città e sulla base di un progetto che ha ottenuto delle autorizzazioni che non sono state rispettate. La sovrintendenza, nell'approvare il progetto di massima, ha previsto che venisse redatto un progetto esecutivo sulle specie arboree che dovranno essere impiantate. Questo progetto esecutivo non c'è, non esiste, non è autorizzato. In più non c'è una relazione agronomica e infine la sovrintendenza aveva dato una specifica disposizione di provvedere alla sostituzione delle essenze arboree prima dell'inizio dei lavori o contestualmente all'inizio dei lavori. Invece si è proceduto alla distruzione della villetta in attesa poi di definire la parte a verde che è demandata a un progetto di 600.000 euro che ancora non è neanche finanziato e quindi non si sa quando verrà finanziato e quando verrà realizzato. È una cosa molto grave perché si è cancellato un pezzo della città, un pezzo dell'immaginario collettivo e che ricorda molto da vicino quello che è successo nel 1949 con la cancellazione della Villa Garibaldi. Le dinamiche sono simili, anche allora perché venne cancellata Villa Garibaldi? C'era l'urgenza di spendere denaro pubblico, oggi c'è l'urgenza di utilizzare i fondi del PNRR. Allora c'erano a disposizione dei fondi per costruire la sede del Genio Civile e il Genio Civile, l'amministrazione dello Stato aveva chiesto di avere a disposizione un'area nel centro della città. Non si trovò niente di meglio che distruggere la villa e dare quest'area per la costruzione di questo palazzo del Genio Civile. Poi, cominciata la distruzione, si è proseguito fino ad edificare tutta la collina e arrivare in cima. La stessa cosa è successo con la Villa del Sole. C'erano dei soldi del PNRR da spendere e allora in fretta e in furia si fa un progetto, non si discute con la città, lo si approva in tempi limitatissimi, non si coinvolge neanche il Consiglio Comunale, chiamato a decidere un giorno prima della scadenza dei termini di presentazione del progetto, con una discussione che dura un quarto d'ora in Consiglio Comunale. Cioè è possibile modificare la faccia della città, l'interno della città, distruggere un'area importante e storica della città discutendone frettolosamente un quarto d'ora per la scadenza dei termini, per la fretta che tutto sia a posto nell'arco di una giornata? Mi pare una cosa estremamente grossolana, peraltro non si capisce ancora come vorranno procedere ora, visto che i lavori sono in questo momento fermi, probabilmente non si aspettavano la reazione molto addolorata da parte dell'opinione pubblica,
e quindi c'è una fase di ripensamento. Io spero che ci sia la possibilità di migliorare questo, la villa ormai è distrutta, non esiste più, ma che ci sia la possibilità di migliorare questo progetto limitando l'impatto delle costruzioni e creando un vero e proprio orto botanico e quindi facendo rivivere in una forma diversa la villa. Nota stampa arriva dal gruppo consiliare della DC di Agrigento sugli impianti sportivi non finanziati. Per la DC Agrigento va bene solamente per finanziare eventi e non per realizzare strutture sportive, secondo quanto affermato da Fratelli d'Italia. Ci chiediamo, continua il comunicato dei consiglieri comunali, come mai nessun impianto sportivo sia stato finanziato dall'assessore Amata con il decreto di Capodanno, mancanza dell'amministrazione nel presentare i progetti o dell'assessore. Sono tante le strutture incompiute, affermano i consiglieri comunali della DC abbandonate in città, che avrebbero potuto essere finanziate, dall'illuminazione dello Stadio Esseneto al Parco del Mediterraneo, passando per l'impiantistica scolastica carente in moltissime scuole, solo per fare degli esempi, ma del resto, affermano i consiglieri comunali della DC, anche la riapertura della piscina comunale, tanto attesa dagli agrigentini, ancora non arriva. Chiederemo con una interrogazione chiarimenti su entrambi i punti. Nessun accorpamento per il prossimo anno scolastico per l'alberghiero Ambrosini di Favara. La Regione Siciliana ha deciso di mantenere l'autonomia scolastica per l'istituto favarese, che in un primo tempo era destinato all'accorpamento con il Gallo di Agrigento. Il servizio di Giuseppe Moscati. Nessun accorpamento, almeno per il prossimo anno scolastico, per l'istituto alberghiero Gaspare Ambrosini di Favara. La marcia indietro temporanea sul cosiddetto dimensionamento scolastico è il risultato momentaneo del provvedimento contenuto nel decreto milleproroghe, con il quale il governo nazionale consente alle regioni di derogare fino al 2,5% rispetto al numero delle scuole da tagliare, rivedendo anche i piani eventualmente già approvati. E così, nel pomeriggio di ieri, la Regione Siciliana ha deciso di mantenere l'autonomia scolastica per l'istituto alberghiero di Favara Gaspare Ambrosini, destinato ad essere fuso al Nicolò Gallo di Agrigento, salvato anche l'istituto Re Capriata di Licata. Contro l'accorpamento si era levata alta la voce di Favara, anche con la convocazione di un consiglio comunale straordinario. Per il sindaco di Favara Antonio Palumbo, come commentato sui social, si tratta di una vittoria corale, frutto anche del lavoro condotto dalla sua amministrazione e dall'assessore all'istruzione Antonio Liotta in particolare, oltre che all'impegno di un'intera città che ha difeso una delle sue scuole di eccellenza. Palumbo ringrazia l'assessore regionale Turano, che ha voluto accogliere le osservazioni e rimostranze affinché l'istituto alberghiero, presidio di legalità, fosse mantenuto a Favara. Adesso non possiamo e non dobbiamo abbassare l'attenzione, conclude il suo post Palumbo. L'Ambrosini deve ulteriormente essere rilanciato e siamo sicuri che insieme alla dirigenza scolastica si potrà lavorare in questo senso. Grazie a tutti e a ciascuno per l'impegno, la forza, il coraggio e la speranza, ha commentato la dirigente scolastica Gabriella Brucoleri. È una bellissima notizia che ci rincuora e ci sprona. L'Ambrosini resta una scuola autonoma, continuerà a scrivere pagine bellissime di presente e di futuro. E vediamo qual è la situazione in Sicilia. I tagli delle autonomie scolastiche passano da 93 a 75 e nella sola città di Palermo da 19 a 17, ma la CGIL sottolinea che è un'operazione di risparmio mascherata che vale solo per un anno. La corrispondenza palermitana. Un rimorso di coscienza che fa partorire alla montagna un topolino. Questo, secondo la FLC-CGIL siciliana e palermitana, il risultato momentaneo del provvedimento contenuto nel decreto milleproroghe, con il quale il governo fa un piccolo passo avanti, consentendo alle regioni di derogare fino al 2,5% rispetto al numero delle scuole da tagliare, rivedendo entro domani anche i piani eventualmente già approvati. La FLC-CGIL
ribadito la sua disapprovazione per tutta l'operazione al tavolo regionale che si è svolto tra assessorato all'istruzione, USR e organizzazioni sindacali. In Sicilia il tutto si tradurrà in 18 autonomie salvate solo per l'anno scolastico 2024-2025, 15 istituti superiori e 3 comprensivi. In totale nell'isola i tagli di autonomia annunciati per l'anno 21 saranno 75 e non più 93, ma saranno 23 però l'anno successivo. Nel dettaglio la provincia di Palermo perderà 17 autonomie e non 19, Trapani 8, Ragusa 6, Caltanissetta 5, Agrigento 7, Catania 14, Enna 3, Siracusa 8 e Messina 7. Ma ciò vale solo per un anno, il 2024-2025, e senza che su queste scuole possano verificarsi trasferimenti o assunzioni di dirigenti o di direttori dei servizi, perché verranno date a reggenza con possibilità di esonero o semi-esonero per il docente vicario, dichiarano il segretario generale FLC CGL Sicilia Adriano Rizzo e Fabio Cirino, segretario regionale con delega al dimensionamento scolastico e segretario generale FLC CGL Palermo. Un provvedimento quindi temporaneo, frutto probabilmente, aggiungono Rizzo e Cirino, dei problemi che si stanno determinando nelle regioni per l'attuazione pratica della norma, ma anche inutile nella sostanza. Nel triennio infatti sono confermati tutti i tagli delle autonomie già decisi. Tutto ciò, aggiungono i due segretari FLC, non servirà certamente a indorare la pillola. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha individuato e sottoposto a sequestro 5 officine abusive totalmente privi dei requisiti previsti dalle normative fiscali e ambientali, nonché in separate attività presso esercizi commerciali complessivi, circa 50.000 prodotti tra apparecchi elettronici, giocattoli e indumenti privi dei necessari requisiti di sicurezza. Il servizio. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha individuato e sottoposto a sequestro 5 officine abusive totalmente prive dei requisiti previsti dalle normative fiscali e ambientali, in quanto in separate attività presso esercizi complessivi 48.330 prodotti tra apparecchi elettronici, giocattoli e indumenti privi dei necessari requisiti di conformità e di sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del Codice del Consumo, della speciale normativa del settore, a norme del contrasto della contraffazione. I locali delle officine meccaniche sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, i responsabili sono stati deferiti alla locale autorità giudiziaria per non aver adottato le misure di sicurezza opportune per lo smaltimento dei liquidi e dei materiali nocivi frutto dello scarto da lavoro. Congiuntamente sono stati avviati mirati controlli finalizzati alla verifica delle posizioni dei lavoratori e degli obblighi di natura tributaria. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro amministrativo numerosi prodotti privi delle istruzioni, le avvertenze per l'uso, le informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all'origine dei prodotti ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza. Per quanto concerne la contraffazione dei marchi, sono stati altresì rinvenuti e sottoposti a sequestro diversi capi di abbigliamento, di noti marchi della moda per violazione delle norme a tutela della proprietà industriale. Per le complessive violazioni riscontrate sono state altresì elevate sanzioni fino a 200.000 euro a carico dei responsabili. Farina di insetti in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre, l'uso diventa legale e viene approvata tra le proteste dei consumatori. Ce ne parla Margherita Trupiano. Legalizzata e approvata durante le feste, la farina di insetti presto arriverà sulle nostre tavole. Il 29 dicembre, infatti, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un decreto legge che già il 6 aprile era stato elaborato. Dunque, attenzione a chi non vuole consumarla se tra gli ingredienti e sulle etichette si troverà scritto Acheta domesticus, larva di Tinebrio molitor e Locusta migratoria. Nessuno stop dunque a questo tipo di cibo che diviene destinato all'alimentazione umana, nonostante le proteste provenienti dalla stragrande maggioranza della popolazione. È dunque legale la commercializzazione e il consumo della farina di insetti, ma ciò che può salvarci al momento è l'alto costo della materia prima che si ripercuote sul prezzo del prodotto finale.
Ma presto, in ossequio alle lobby che le hanno sostenute ed imposte, interverranno motivazioni legate ad un impatto ambientale più basso e normative per il ripristino della natura, la Nature Restoration Law, approvata dal Parlamento europeo il 12 luglio 23, che mira al ripristino di ecosistemi e il rafforzamento di biodiversità. Tutto questo porterà il prezzo a divenire concorrenziale con le farine usate fino ad oggi e dunque massima attenzione alle etichette. 40 anni fa veniva ucciso il giornalista catanese Pippo Favo, La Corrispondenza. 5 colpi di pistola alla testa mentre era seduto in macchina vicino al teatro Stabile di Catania. Veniva ucciso così 40 anni fa il giornalista Pippo Fava, fondatore de I Siciliani, mensile d'inchiesta che ha raccontato con grande anticipo l'intreccio di potere tra politica, imprenditoria e mafia in Sicilia, collaboratore di numerose testate nazionali come i settimanali Tempo e Domenica, del Corriere. Fava fu assassinato la sera del 5 gennaio 1984, aveva 59 anni ed era appena uscito dalla redazione de I Siciliani, di cui era anche direttore. Per il suo omicidio vennero condannati all'ergastolo Nitto Santapaola, il capo di Cosa Nostra a Catania, individuato come mandante, e Aldo Ercolano come esecutore. Una verità giudiziaria alla quale si è arrivati però solo dopo aver sventato vari tentativi di inquinare la verità, sensibilizzare i giovani alla conoscenza e all'approfondimento dei temi legati alla legalità e al contrasto delle mafie, partendo dall'osservazione e descrizione della realtà del territorio in cui vivono. E questa è la finalità del concorso giornalistico. Apri la finestra sulla tua città e raccontaci dove vedi la mafia, l'illegalità e le ingiustizie, promosso dalla fondazione che porta il nome proprio di Giuseppe Fava. Il concorso è promosso in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e si inserisce nell'ambito delle attività culturali che la Fondazione Fava propone da anni per i giovani. Il concorso per l'anno scolastico 2023-2024 è rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. L'obiettivo è di stimolare i giovani a riflettere in maniera creativa su quali siano i comportamenti e le azioni da compiere in collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici, le istituzioni, per cercare un ambiente civile in cui tutti vedano rispettati i propri diritti e lottino per la legalità e soprattutto contro le mafie. Venerdì, per il 40° anniversario dell'omicidio, il giornalista e scrittore sarà ricordato a Catania davanti alla lapide, dove alle 17 si concentrerà il corteo proveniente da via Roma. Oggi quella strada porta il suo nome, si chiama via Giuseppe Fava. Alle 18 al Centro Culturale Contemporaneo Zoo, in piazzale Rocco Chinnici, si terrà invece il dibattito con il magistrato Sebastiano Ardita. I giornalisti Buttafuoco, Claudio Fava, figlio di Pippo, Michelangelo Gambino e Francesco Lalicata. Proprio alla Licata, cronista di fatti di mafia di grandissima esperienza, verrà consegnato il premio nazionale di giornalismo intitolato a Fava. L'ex magistrato Silvana Saguto resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto il ricorso presentato dall'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Il servizio. La verità dei fatti è che io ho dato la vita per la magistratura, rischiando, sapendo di rischiare e non avendo la minima paura di perdere la mia vita. Silvana Saguto resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha infatti respinto il ricorso presentato dall'ex presidente della sezione misure di prevenzione del capoluogo siciliano per Lorenzo Caramma, marito dell'ex magistrato oggi irradiata dalla magistratura. I giudici hanno invece disposto il ricovero in un ospedale palermitano. Deve sottoporsi, infatti, ad un intervento chirurgico
come scrive il sito Live Sicilia. Nei giorni scorsi è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena per incompatibilità col carcere. Secondo la difesa, Saguto avrebbe gravi problemi di salute. Di diverso avviso il tribunale. Processata e condannata, tra l'altro per corruzione, l'ex magistrato è detenuta dal 21 ottobre scorso, quando la Cassazione ha confermato la pena a 7 anni e 10 mesi inflitta dai giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta nell'ambito del processo sul cosiddetto sistema Saguto. Secondo l'accusa, la Saguto ha gestito in modo clientelare le nomine degli amministratori giudiziari, dei beni confiscati alla mafia, ottenendo in cambio favori ma anche denaro. Al momento dell'arresto, Saguto era ricoverata in una clinica privata di Palermo. Dopo un periodo trascorso nel carcere di Pagliarelli, è stata trasferita a Rebibbia, a Roma. Dunque, d'ora in poi, la competenza per eventuali istanze passa al Tribunale della Capitale. Linea alla regia per la pubblicità. Conto salato per via degli incendi estivi, è quanto afferma il responsabile della protezione civile Cocina. Gli incendi che fra luglio, agosto e ottobre hanno devastato la Sicilia costeranno almeno 150 milioni di euro, un conto salatissimo. È questo il quadro dei costi calcolato dalla Protezione Civile regionale, la quale, guidata da Salvo Cocina, ha completato un primo monitoraggio dei danni di quest'estate. Abbiamo contato circa 150 immobili distrutti o danneggiati, spiega il dirigente, e decine di auto bruciate, e poi reti idriche ed elettriche e pure telefoniche annientate dalle fiamme. Ci sono anche aziende che hanno visto andare in fumo mezzi di produzione e strutture, senza considerare ovviamente i boschi finiti in cenere, che hanno un valore diverso e non rientrante nei 150 milioni che abbiamo calcolato. Questo scenario rischia di creare non pochi disagi anche all'ARS, perché mentre si progetta di impegnare una ventina di milioni per feste, sagre e campi sportivi, si scopre che per ristorare cittadini e imprenditori piegati dalle fiamme c'è poco nella finanziaria, che vedrà il voto finale lunedì. È già disponibile su Prime Video Dimmelo, il corto di esordio di Noi Due, un duo artistico siciliano composto da Anthony Calamia e Mauro Palia Cimò, da diverso tempo attivi sui social con vari contenuti multimediali. Vediamo il servizio da Palermo. Su Prime Video è disponibile Dimmelo, il corto d'esordio dei Noi Due, duo artistico composto da Anthony Calamia e Maria Paola Cimò, da diverso tempo attivi sui social con vari contenuti multimediali. Anche in quest'opera i due giovani hanno ricoperto tutti i ruoli necessari per la realizzazione del cortometraggio, dalla sceneggiatura alla recitazione, dalle riprese dove i due si sono alternati alla fase di post-produzione. Il cortometraggio, della durata di 25 minuti, è liberamente ispirato al romanzo di Barbara Fabbroni, L'amore all'improvviso. Si tratta di un cortometraggio ispirato al romanzo di Barbara Fabbroni, edito da Armando Cuccio Editore. Il titolo è L'amore all'improvviso. È un cortometraggio d'amore, racconta la storia d'amore tra Benjamin e Sveva, lei è un'avvocatessa, lui un ricco ereditiere. È riconducibile al genere psicologico-sentimentale. Da dove nasce questa idea? Ma noi in realtà abbiamo avviato questo progetto da parecchio tempo, da circa 2 anni. Abbiamo iniziato con la pubblicazione di alcuni minimetraggi e da tempo speravamo di poter realizzare un progetto più grande, e questa è stata l'occasione appunto per realizzare Dimmelo, il nostro corto. L'emozione di finire in una piattaforma così famosa. L'emozione è stata immensa, siamo veramente felici e speriamo se ne presentino delle altre. Il titolo Dimmelo nasce proprio dall'idea di voler essere diretti, di voler lanciare un messaggio diretto al pubblico, nel voler fare capire di cosa si tratta, ovvero una verità nascosta da dover venire fuori, da dover essere confessata. Coppia nella vita, ma anche nel cortometraggio, come è stato recitare con il tuo compagno?
Allora, recitare con il mio compagno è stato davvero facile perché essendo una coppia nella vita condividiamo tutto, compreso appunto anche la passione per il cinema e quindi è stato molto semplice perché è stato abbastanza spontaneo perché il sentimento c'è, è vero, e quindi raccontare questa storia d'amore è stato abbastanza semplice per noi. Nel cast c'è anche un ospite d'eccezione, si può dire. Raccontaci di chi si tratta. Allora, nel cast c'è un ospite d'eccezione, Maria Turchi, la figlia del maestro Enzo Paolo Turchi e di Carmen Russo, che ha preso parte insieme a noi nel cortometraggio Dimmelo. Noi già conosciamo i maestri da parecchio tempo, quindi siamo molto legati alla Dolce Maria e abbiamo chiesto ad Enzo Paolo e Carmen Russo la possibilità della partecipazione della loro piccola al nostro cortometraggio e loro sono stati ben felici, insomma, di accogliere la nostra proposta. Nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di Santa Elisabetta per l'Epifania 2024, stasera si terrà in Corso Umberto la degustazione della tradizionale pecora in brodo e la classica salsiccia con l'accompagnamento musicale della serata. Con i Sicilia Cantus, domani, venerdì, si svolgerà la sagra della ricotta e del formaggio con degustazioni, mentre alle ore 20 l'inaugurazione della fiera mercato dei prodotti caseari e agroalimentari. Per concludere, nella giornata di sabato, la classica pastorale di Nardu per le vie della città a Santa Elisabetta. Fervono i preparativi per la consegna dei giocattoli raccolti dall'iniziativa benefica ideata da 1-1 dal titolo Rigiochiamo, raccolti a Caltanissetta con la Croce Rossa Italiana in collaborazione con le Poste Italiane, il servizio. Con la consegna dei giocattoli il giorno 6 gennaio in occasione dell'Epifania si avvia a conclusione il progetto Rigiochiamo, grazie al quale migliaia di giocattoli dismessi, ma ancora in ottime condizioni, vengono riutilizzati e donati ad altri bambini. La raccolta quest'anno è avvenuta in 4 città siciliane, Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta. L'iniziativa è ideata dalla 1-1 in collaborazione con Poste Italiane e Croce Rossa. Siamo quasi alla fase conclusiva e noi come Croce Rossa stiamo praticamente impacchettando tutti i giocattoli che i bambini hanno donato spontaneamente dopo essere stati sensibilizzati. La gioia del dare, la gioia nel ricevere un sorriso, nel pensare che questo giocattolo possa essere riutilizzato ogni anno è bellissima. Il giorno 6 nel Giardino della Legalità dalle 16 alle 18 la Befana verrà per distribuire questi giocattoli. Ogni bambino avrà un dono, non il solito carbone, ma proprio un giocattolo da poter utilizzare. Le scuole hanno risposto benissimo, la sensibilizzazione dei bambini è stata veramente alta. Abbiamo raccolto tanto, dal più piccolo al più grande giocattolo, e il giorno 6 finalmente verranno dati dalla Befana in maniera tale che ogni bambino potrà ricevere un dono e non il carbone. Un sorriso che vedremo nei loro occhi, ma che noi come Croce Rossa continueremo anche durante l'anno a vedere grazie alla nostra mission, una mission che portiamo avanti. Passiamo alle notizie sportive. Riprende domenica il campionato di Serie D Girone I. Sarà derby tra Licata e Acragas a Licata. Il Canicattì incontrerà il Siracusa in trasferta e la prima gara del girone di ritorno del campionato. In testa è sempre il Trapani con 47 punti, a seguire al secondo posto il Siracusa con 43 punti. L'Acragas è decima con 21 punti. Il servizio di Carmelo Lentini. Riparte il campionato di Serie D Girone I che vede sempre il Trapani leader della classifica generale. La 20ª giornata coincide proprio con la prima di ritorno e sono diverse le sfide che domenica prossima terranno in apprensione i tifosi delle compagini siciliane. Diversi infatti derby in programma, basta osservare il turno e strana coincidenza, si tratta veramente di scontri tutti interregionali. Calabresi tra di loro, campane tra di loro e siciliane tra di loro. Ma vediamo nel dettaglio qual è questa prima giornata di ritorno. Acireale, Nuova Igea, Gioiese, Vibonese, Licata Acragas che si giocherà sul campo neutro di Ravanusa, poi ci sarà Portici, Reale Casalnuovo, Ragusa Trapani, San Luca Locri, Sant'Agata
Castrovillari, Siracusa, Canicattì. Riposeranno Reggio Calabria e San Cataldese. Si ricomincia dopo un girone di ritorno in eccellenza girone A, che ha visto la Nissa laurearsi campione d'inverno. Alle spalle della compagine di Nicola Terranova, la Pro Favara, che nel calciomercato invernale si è parecchio rafforzato. Sarà una sfida sino all'ultima giornata, con entrambe le contendenti pronte al salto di categoria, che faranno di tutto per superarsi a vicenda. Intanto, domenica prossima, la Pro Favara ospiterà il Forte Geraci, mentre la Nissa sarà di scena a Marineo. Lo Sciacca invece inizierà sul proprio campo con il Forte Mazzara 46. Riprende anche il campionato di promozione Girone A con la 14ª giornata prima di ritorno. 2 le squadre in vetta a pari punti, San Giorgio Piana e Città di San Vito Lo Capo, entrambe con 5 punti di vantaggio sulla Parmonvalle e 6 sulla coppia formata da Bagheria e Gemini. Un girone di ritorno all'insegna di un certo equilibrio dove i risultati potrebbero incidere fortemente sull'andamento del campionato. Per le agrigentine il Gemini è in piena corsa per la zona playoff, mentre più attardato è invece il Camarat. Casteltermine e Empedoclina invece si trovano in lotta per la conquista di una zona più tranquilla, lontana dalla parte bassa della graduatoria. Il Camarat inizierà il girone di ritorno sul campo dell'Alcamo, l'Empedoclina sarà di scena a Bagheria, il Casteltermine ospita la Giardinellese, mentre il Gemini cerca conferme in casa con il CUS Palermo. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguriamo una buona serata.